Eccoci nuovamente collegati per l'ultima parte di Ore 7, come sempre abbiamo spazio per l'ospite della giornata che ci commenterà anche i fatti di attualità. Dovremmo avere in collegamento via Skype, lo vedo già, Khalid Cussini che è il segretario provinciale della FIMG, ovvero della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Salve e buonasera. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno perché buonasera. Senta, volevo chiedere, allora iniziamo dalle prime pagine un po' dei giornali, si parla di queste restrizioni, Trieste rimane in giallo, zona arancione invece a Gorizia, titola il Piccolo, e così altrettanto Udine sarà arancione a partire da sabato, ma soprattutto le chiusure delle scuole, medie e superiori chiuse ovunque. Cosa ne pensa? Qual è il suo commento? Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, io a dire il vero non vorrei essere nei panni di colui che deve decidere su questo aspetto, insomma, delle restrizioni. Innanzitutto, e do solo un dato oggettivo, che noi qua alla Tisana, da quando abbiamo cominciato a fare i tamponi dal 1° dicembre, la prevalenza dei contatti, diciamo, il tasso di positività era prevalenza gente adulta. Gli ultimi 10-15 giorni il tasso di positività che diciamo spetta ai giovani, che il tasso di positività è una cosa spaventosa, cioè quindi i giovani, giovanissimi che sono positive, che riscontriamo nei tamponi, è una cosa veramente mai vista prima, ecco. Quindi insomma la lascio pensare la gravità della situazione e quanto è importante, insomma, ecco, prendere una decisione seria e non certamente una cosa superficiale, come curare insomma, un tumore con una aspirinetta credo che serva poco. Quindi è importante una decisione assolutamente seria, in maniera di poter uscire in maniera assolutamente indenne oppure il meno danno possibile, direi. Questo è dovuto alla variante inglese comunque. Lei ha parlato di cifre spaventose, ma su che ordine? Cioè, prima non riscontrava casi nei ragazzini, diciamo, dagli 11 ai 18 anni, adesso lo riscontra in percentuali esponenziali? No, adesso riscontriamo proprio positività, cioè il tampone è positivo proprio nei giovani, proprio, mentre all'inizio diciamo, di dicembre e gennaio era prevalenza, riscontravamo il positivo più a prevalenza persone adulte. Gli ultimi 10-15 giorni stiamo veramente riscontrando giovani insomma, delle scuole medie e superiori. Questo insomma, è importante insomma, per questo è importante prendere una decisione veramente seria. Cioè, io gli dico solo ieri e l'altro, perché ieri ero occupato da un'altra diciamo, riunione, ma insomma il lunedì su 31 tamponi che ho eseguito alla Tisana, 14 persone positive. E comprenderà che non è vero che quei 6, 7, 10% che ascoltiamo insomma, e sentiamo in tutti i telegiornali, insomma, una percentuale ma veramente alta. E quindi voglio dire, i giovani pensavano di essere immuni, così non è purtroppo, così non è. Senta, c'è una questione anche che riguarda poi i vaccini. Il problema è questo, non c'è altra lotta in questo momento se non vaccinarsi. Il fatto è che se non arrivano i vaccini possiamo anche aspettare tutto l'anno, se non il 2022 con questo andamento. Anche questo purtroppo, però insomma ecco la speranza è l'ultima a morire, siccome almeno abbiamo avuto già una videoconferenza una settimana fa con il vicepresidente dove avevano accennato che da metà marzo in poi arriveranno probabilmente più quantitativo di vaccini. Oggi tra l'altro siamo convocati anche per il gruppo ristretto per parlare proprio di vaccini e dell'accordo insomma, che è stato tra l'altro insomma, siglato la settimana scorsa anche a livello nazionale. Speriamo di avere notizie insomma, migliori e soprattutto insomma, di uscirne con un risultato e di poter veramente iniziare almeno con i vaccini anche quello che abbiamo a disposizione, perché chiaramente siamo sempre limitati purtroppo del quantitativo, perché come diceva qualcuno, insomma, se non hai la farina non puoi fare la polenta, insomma.
Ecco, voi siete in questa ultima settimana, quando i contagi sono innalzati nuovamente, siete subissati da telefonate di persone che magari non riescono a contattare aziende sanitarie, sono in quarantena, hanno i certificati in ritardo, i tamponi stessi in ritardo. Cosa sta accadendo per avere il posto della situazione di intere famiglie in quarantena? Qual è la situazione? Purtroppo i dipartimenti di prevenzione non sono da oggi, ma dall'inizio della pandemia scoppiavano perché mancava personale e chiaramente erano, come dire, sotto probabilmente personale, cioè non avevano personale, quindi le comunicazioni quasi inesistente, non solo con diciamo, l'utente, ma neanche con noi. Quindi voglio dire, se io avevo la fortuna di poter contattare il collega del Dipartimento solo perché per motivi personali, perché ho il suo telefono diciamo personale, ecco, magari contattavo, ma io so che tutti i giorni che mi chiamano anche dei pazienti che sono in casa, sono in quarantena, sono in isolamento, oppure hanno avuto il tampone positivo, non sono mai stati contattati anche dal Dipartimento. Cioè questa è una situazione che, per dire, dimostra, ma soprattutto evidenzia quanto insomma carente il servizio. Chiaramente il servizio va potenziato, come abbiamo sempre segnalato, come Finge, come abbiamo detto, è segnalato anche il potenziamento del territorio, perché purtroppo insomma se il servizio ha meno gente, chiaramente il Dipartimento risponde per la gente che ha, insomma, quindi non è che può fare di più, cioè una persona ha due mani e due piedi, non è che può diventare dall'oggi al domani con 4-6 mani e 4-6 piedi, quindi uno fa quello che può. L'ultima cosa, Cussini, voi siete pronti comunque allora a vaccinare, non ci sono problemi? Avete questa riunione anche, lei mi ha annunciato prima questa mattina, voi avete dato la propria disponibilità non solo come sigla, ma anche ci sono altre sigle al vostro fianco, cioè i medici sono tutti disponibili? Ma tutta la medicina generale, direi, a prescindere delle sigle, assolutamente, siamo tutte quante compatte per dire assolutamente che dobbiamo vincere questa battaglia. Abbiamo presentato, noi come Finge abbiamo presentato la nostra proposta, tra l'altro dovevo iniziare anche questa settimana il 6, ma poi per altri motivi, non entro nel merito, è stata insomma, come per dire, rimandata, ecco, diciamo così, è stata rimandata. Noi come categoria, ripeto, vogliamo dire che ci siamo, siamo presenti, siamo disponibili e senza il nostro coinvolgimento sicuramente è difficile poter vincere questa battaglia. Quindi con il nostro coinvolgimento sicuramente dimostreremo quello che possiamo fare e quello che saremo in grado di fare. E io sono molto fiducioso, insomma, che quanto prima, ecco, dopo la riunione di oggi, che ce l'abbiamo alle 9:30, fra poco praticamente, io spero veramente di uscire con qualcosa ben chiaro, ecco, insomma, per quanto riguarda la vaccinazione, perché è l'unica soluzione oggigiorno che abbiamo a disposizione per poter vincere veramente. Cussini, ci sentiamo anche noi dalla vostra parte, insomma, e speriamo anche noi che arrivino queste buone notizie già nella giornata di oggi, perché serve l'aiuto veramente di tutti. Grazie, le auguro un buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie a voi, buona giornata a tutti.